Euroregione News. Fillac, Atrio e Terme, il Tris Dassi. Il direttore del centro commerciale Atrio, Richard Oswald, e il manager dell'agenzia turistica della regione di Fillac, Thomas Michor, a nome anche delle terme di Varmad, hanno presentato in provincia a Udine il comune programma di promozione territoriale. In particolare il Maggio sulle due ruote, coordinato dall'ex ciclista professionista Paco Frölich, con 2 escursioni da Fillac fino a Grado e viceversa, la prima edizione dell'Alpe Adria Bike Festival, il Tour de Quarantaine attraverso la Carinzia e il Tour 3 di mountain bike sui 3 confini di Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia. Un triangolo geografico-culturale che può competere in Europa se è unito, afferma Thomas Michor. Questo triangolo si deve visitare sul punto del mercato europeo, non è una gara fra Klagenfurt o Villach o Tarvisio, Udine o Trieste. E l'assessore della provincia di Udine, Franco Mattiussi. Questo che oggi abbiamo visto, che c'è una collaborazione pubblico-privato, è quello che dovrebbe emergere anche da noi. Mi pare che anche la Regione adesso abbia colto questo lato con quel progetto per le strategie dei prossimi 4 anni. E sulla collaborazione tra Udine e Fillac ancora Thomas Michor. C'è un partnership fra Udine e Fillac per tanti anni. Vogliamo rafforzare questa collaborazione. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.